ho approfittato. Buoni affari? Sì. Ha già approfittato dei saldi? Sì, diciamo di sì, e compro quello che mi serve. Partono sotto la pioggia i saldi invernali 2014 e sono a tinte fosche anche le previsioni di vendita. Il mondo del commercio è oramai disincantato e non si fa alcuna illusione. Intanto lavora. In media gli sconti di oggi erano del 30-40%, anche se più di qualche negozio vendeva già la propria merce anche a metà prezzo. Ed è solo in questi esercizi che si sono viste lunghe code davanti alle casse. Non è partita ancora la vera corsa ai saldi. Aspetta quindi altri ribassi. Sì, ci attendiamo qualcosa di più. La media è del 20-30% ancora, è troppo basso. Approfitterà signora dei saldi? Sì, approfitterò dei saldi, ma aspetto ancora perché dovrei tirare su ancora una stanta. Sì, qualcosa, poco però. Poco? Qual è il budget? 150 massimo. Ha un budget di spesa? No, cara, perché se vive massa ne è giornata. A fine febbraio i negozi tireranno le somme di una stagione compromessa fin dall'inizio, tra redditi reali tornati ai livelli di 27 anni fa e un'annata calda dal punto di vista climatico. La stagione, insomma, il 4 di gennaio è tutt'altro che terminata. La stagione è ancora lunga, ma soprattutto non è piacevole secondo me fino al 24 di dicembre vendere gli articoli a prezzo pieno e dopo una settimana trovarci già con i saldi. Non è neanche corretto per chi ha fatto i regali di Natale. Mentre gli outlet sono stati presi letteralmente d'assalto, dunque nei centri storici c'è stato un tiepido avvio. In generale la piazza di Castelfranco la vedo un po' in sofferenza, nel senso che ci sono tanti negozi chiusi o che chiudono e non c'è ricambio tradizionale. Si vedrà. Intanto Confcommercio stima un giro d'affari in Veneto intorno agli 80 milioni di euro.